L'Akragas con un po' di sofferenza fa su il match con la Mazzarese e continua la sfida al vertice con l'Enna, anch'essa vincitrice ai danni del Mazzara. Non è stato affatto facile battere la compagine di Giovanni Iacono, che nel momento in cui ha subito il gol dello svantaggio con Garufo ha mostrato i muscoli nel vano tentativo di portarsi in parità. Prima con un tentativo di Ogdo al 20°, sino ad allora tutto lasciava presagire che la squadra biancazzurra potesse andare in vantaggio. Tanta era la pressione portata avanti da Garufo e compagni. Infatti al 10° un lancio di Vizzini rimetteva nelle condizioni Mansour di andare in contropiede, ma veniva fermato fallosamente al limite dell'area. Corta punizione di Brunetti per Garufo, che faceva esplodere il proprio destro che infilava l'incrocio dei pali. Akragas in vantaggio e grande entusiasmo sugli spalti. Sembrava tutto facile per i colori biancazzurri, ma non era proprio così. Pronta la reazione della Mazzarese, che si riorganizza e lascia pochissimi spazi agli avversari. Bisogna attendere il secondo tempo per assistere ad un'azione degna di nota dell'Akragas, che manca la rete del raddoppio con Semenzin con un forte diagonale. In questo caso è bravo il portiere ospite Furnari a respingere l'insidia, ma l'appuntamento con il raddoppio è solo rinviato ed arriva al 73°. Rinvio corto del portiere Furnari, Semenzin recupera un pallone, serve Caccetto al centro dell'area, che con un pallonetto elude l'intervento dell'estremo difensore. Un gol di esperienza che consegna il doppio vantaggio alla compagine dei Templi. Adesso tutto diventa più facile, ma i tentativi a rete di Semenzin e Mansour vanno a vuoto. Non succederà più nulla e i 3 punti conquistati consentono alla compagine dei Templi di mantenere la vetta della classifica. Continua così la lotta in alta quota con l'Enna e domenica prossima sarà sfida esterna biancazzurra sul campo del Castellammare. Dunque ai botti dell'Enna, che passa a Mazzara con il risultato di 0-4, risponde l'Akragas con il risultato di 2-0 con la Mazzarese. Continua dunque il testa a testa tra le due squadre in attesa dello scontro diretto del Seneto, che probabilmente sancirà il verdetto definitivo per il salto di categoria. Per la zona playoff si fa sempre più serrata la lotta, vincono infatti la Pro Favara che il Don Carlo Misilmeri, mentre l'oratorio Marineo perde sul proprio campo il match contro un sorprendente Castellammare, prossimo avversario dell'Akragas e dunque in piena forma. Vince contro ogni pronostico il CUS Palermo sul campo della Nissa, come anche lo Sciacca Gurreri con il Resultana. Comunque vittoria importante esterna al Gaeta, che espugna il campo del Cascentaccia. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati di questa giornata. Akragas Mazzarese 2-0, Castellaccio Gela 0-1, Leo Fortese e Don Carlo Misilmeri 1-5. E Marineo Castellammare 1-2, Mazzara Enna 0-4, Nissa Cus Palermo 2-3, Sciacca Resultana 0-1, Parmoval Pro Favara 0-2. Ed ora spazio alle interviste di fine partita. Mister, grande prova di forza, di carattere dell'Akragas che batte la Mazzarese 2-0 e rimane in vetta al campionato. Una prova incoraggiante, una prova, come hai detto tu, di carattere. L'atteggiamento da un paio di partite è quello giusto, l'atteggiamento è quello di una squadra che non vuole mollare mai, che vuole raggiungere un obiettivo che si è prefissato all'inizio dell'anno. Era questa la gara che ti aspettavi, una Mazzarese che ha giocato a viso aperto, l'Akragas ha fatto i 2 gol con i 2 senatori, gran gol di Garufo e poi Caccetta che torna al gol. Era una partita difficile, lo sapevamo che la Mazzarese sarebbe stato un osso duro e così è stato. Abbiamo sofferto parte del secondo tempo quando loro cercavano assolutamente di raggiungere il pareggio, poi raddoppiato
il risultato diciamo che abbiamo gestito bene. L'importanza di questa vittoria moralmente in vista anche della trasferta di Castellammare? Le vittorie sono tutte importanti, è chiaro che oggi assumono un valore ancora più importante perché le partite cominciano a essere sempre meno. Sabato ci aspetta un osso duro, conosco bene quel campo, conosco bene quell'ambiente, so benissimo che cercheranno in tutte le maniere di fare risultato per raggiungere la salvezza. Il pubblico ha risposto alla grande incitamento sugli spalti, c'è grande entusiasmo intorno a quest'Acragas. Sì, siamo passati in un mese da essere contestati a essere dei beniamini ed è giusto che sia così. Noi da soli non possiamo raggiungere i risultati che vogliamo, ma assieme al pubblico possiamo farlo. Gino Giardina in sala stampa dopo Acragas Mazzarese, 2-0 per i biancoazzurri. Cosa ha fatto la differenza tra l'Acragas e la Mazzarese oggi all'Esseneto? Sicuramente il gol di Garufo, se si può chiamare gol, l'Eurogol di Garufo ci ha comunque spezzato le gambe. Abbiamo impostato una partita dal punto di vista delle ripartenze, sulla velocità, sfruttando i nostri esterni. Poi diciamo, questo fulmine a ciel sereno ha spalancato il campo all'Acragas, a noi ci ha fatto entrare in una salita abbastanza difficoltosa da scalare. Che partita è stata? Cos'è mancato alla Mazzarese per provare a uscire indenni, con i punti dall'Esseneto? Sicuramente un po' di esperienza, siamo una squadra molto giovane, 4 under in campo, ragazzi che l'anno scorso non hanno mai giocato, quest'anno si ritrovano comunque titolari. La Mazzarese è una società che punta molto sui giovani e penso che l'ha dimostrato, punta anche a fare i playoff, questo qua lo voglio sottolineare perché comunque tuttora ha fatto 2 operazioni di mercato in entrata, ha preso Consiglio, ha preso Treppiedi, quindi comunque è una società che ambisce a fare i playoff, quindi chiaramente oggi veniamo qui per cercare di fare più punti possibili.